Buongiorno e benvenuti al circuito Paul Ricard, che ospita oggi il Gran Premio di Francia, un evento che risale addirittura al 1906. Si è disputato su molti tracciati nel corso degli anni, regalandoci momenti incredibili, da Digione a Magny-Cours, entrati nella storia dell'automobilismo. Speriamo di viverne qualcun altro oggi. Il circuito Paul Ricard si trova a 40 km a est di Marsiglia, è un tracciato da 5 km e 8, ci sono 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra. La migliore opportunità di sorpasso è alla chicane della 8, le velocità massime potrebbero raggiungere anche i 330 km orari. Al mio fianco, per commentare la gara di oggi, c'è il grande Luca Filippi. Perché non cominciamo con un parere su Max Verstappen? Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi è la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara oggi. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position e al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Ocon, Daniel Ricciardo e Hamilton. L'uomo della pioggia, Verstappen. Bella raga, da decimi a settimi, tante penalità quindi godo. Siamo qualificati decimi ma siamo settimi. Grazie alle penalità, Mick penalità, peccato. George Russell, Grosjean, Magnussen, Raikkonen e Nicolas Latifi. È quasi il Vai. Grande Mick. Il buon Mick. Il super fantamick. Super fantamick. Vabbè, direi di andare di questa, rischiamocela così. Ok. Vai raga. Dobbiamo riscattare la prestazione vergognosa di Montreal con errori su errori. Vai. Voglio tanti punticini irridati perché a Monte Carlo ne ho persi fin troppi. Grandissimo, qualcuno fa una manovra degna del miglior Cume. Attenzione veneziano. Ricordiamo che avevamo una macchina fortissima adesso, eh. Può lottare tranquillamente con i primi. Siamo la quarta potenza del mondiale. Abbiamo la macchina leggerissima e si vede. Che partenza, Beppe. Aia. Partenza sublime in casa Cume. In Francia secondo me possiamo fare anche il podio irridato. Ma la macchina su tante piste ormai da podio. Cioè siamo diventati forti presto, siamo riusciti a sviluppare bene tutto, cazzo. Poi Mick fa i suoi punti e godo. Concentration come concentration. Ferrari prime e seconde neanche nei sogni più tenebrosi o meravigliosi. Primo giro andato. Fastest di Charles. Fastest di Charles. Andiamo un po' lunghi sul circuito Loda da questo punto di vista, perché con tutte queste bandiere francesi non si capisce one mazz. Ok ragazzi, sosta ai box e vediamo un po' cosa combiniamo. Gara non semplice però. Veloci. Ok. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Che bello, sono in gara, vai fiore. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Le hard. Ok, 17esimi, però adesso dovranno andare ai box anche gli altri, secondo me recuperiamo bene. La macchina la sento un po' così, nel senso non la sento né male né bene adesso.
Dobbiamo tirare un po' adesso con la miscela grassotta però, eh. Dobbiamo recuperare 13 secondi da Sebastiano. La prossima sosta è tra il 12° e il 13° laps. Questa è la sentenza. Ok. Dopo lo scempio canadese dobbiamo assolutamente fare una buona gara qua, perché in Canada abbiamo perso, a mio parere, anche la chance di vincere. E potevamo fare bene anche dopo l'errore dei pezzi. Ok, un po' di gente ai box. Ok, recuperiamo qualche altra posizione. Dobbiamo tirare come dei disgraziati. Strategia particolare, ho voluto mantenere questa perché comunque in realtà è rischiosa se c'è la safety car, cosa che c'è sempre stata finora praticamente in tutte le gare, è pazzesco. Mai successo. Dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Mi fa piacere. Gomme medie nella vettura dietro. Dobbiamo dare tutto. Dopo con le hard sarà uno stint lunghissimo, uno stint difficile, ma vediamo. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,3 secondi. Mi fa piacere. Serve molta concentrazione se vogliamo recuperare posizioni, perché poi, ripeto, con le hard sarà duretta. Più nessuno ai box, non una bella notizia. Ok, distanza dal compagno di scuderia 12,6 secondi. Va bene. Safety car fuori Russell. Ok, d'accordo. È entrata la safety car e andiamo subito a mettere le hard. Mettiamo le hard, mettiamo anche in anticipo, penso che non sia una strategia molto vantaggiosa per me, sarà una gara difficile anche questa, ho paura. Spero tanto di sbagliarmi. Ok, box. Due soste molto ravvicinate. Mi distruggono, potevamo, vedi. Strategia scellerata, ho paura, ragazzi. Vabbè, è andata così. Veloci. Dai! Che due coglioni. Ok, riprendiamo. Siamo penultimi, che bello, tutti in fila però. Adesso dovrei finire la gara con le hard. Vediamo se è fattibile. Vediamo anche quanto siamo competitivi con sta gomma, oltretutto. Ho visto in certe stagioni che addirittura si ritirano i piloti, tipo Kimi è uno dei primi che si ritira, però da noi non è successo niente, neanche mercato. Boh. Stagione curiosa la nostra.
Cioè, voglio dire che ho le hard e non prendo la Tiffy perché ha le soft? No, molto grave la cosa. Molto grave la faccenda. Beh, chi ha le hard adesso un'altra sosta la deve fare, eh. Cioè, chi ha le medie, scusate. Ferrari prime e seconde, che bello. Purtroppo è solo un gioco. Ok. La batteria è piena, puoi usare Sì, la mi fa piacere che la batteria è piena, ma anche le balle sono piene. Gara stramba, veramente, gara stramba. Non ci siamo ancora ripresi dal Canada, ragazzi. La cosa, purtroppo, è ufficiale. Ma guarda che stronzo! Ma dai, guarda che meno male che abbiamo fatto un sorpasso alla fine perfetto, ma di culo, perché... Su pian pianino. Qualche posizione la recuperiamo, però voglio dire... Tanta difficoltà per una scuderia, per una monoposto che adesso è veramente forte, la quarta potenza del mondiale, con il motore sempre al primo posto, però un Cube un po' curioso. Sarà proprio da capire il tutto, perché anche Raikkonen c'ha le hard. È un terno lotto adesso, capire cosa può succedere. È veramente dura. Raikkonen sta bloccando la Tiffy e fa già ridere così. Non ho spunto però, Non c'è spunto, raga. Momento difficile della stagione, ragazzi, è ufficiale. Purtroppo Virtual. il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Ragazzi, con tutta la girandola dei box siamo sesti. Quindi veramente molto bene, diciamo che abbiamo recuperato, però cioè le gomme sono messe malino e manca ancora tanto, Vedremo. Però siamo anche molto vicini a Stroll. Siamo molto vicini a Lance. Ok. Perso parecchio. Come sempre io con la Virtual perdo un casino perché sono una pippa. Ok, via libera. Sì, ok, era un secondo, sono 1,4. Il Cume a caccia però. Veneziano a caccia di Lance Stroll. Ragazzi, in fuga c'è Carlos Sainz. C'è veramente c'è uno scombussolamento continuo. E io sono contento perché è tutto imprevedibile, però è pazzesco. Mercedes dopo le sosta crollate, Vettel fuori. Questa stagione è molto più pazza dell'anno scorso, 1-3. Non riesco a entrare in zona DRS per tentare l'abbozzo a Lance Stroll. Noi ci proviamo, raga, ma non sarà facile. Ci stiamo avvicinando di nuovo. Attento Cume, madonna, bruttissimo errore questo. Mamma mia, ho preso sta sezione veramente nella maniera peggiore possibile. Per carità, le gomme cominciano a crollare. Si nota. Però ce la possiamo fare a prendere Lance, cazzo, anche lui ha le hard molto usurate.
Lec comunque non riesce a superare... Povero Lec. Che delusione Lec. Stroll, raga. Lo abbiamo preso proprio alla fine. Potevamo prendere anche Giovinazzi comunque. Incredibile Giovinazzi quarto. Strategia che alla fine ci ha premiato. E adesso bisogna tentare il tutto e per tutto. Sta arrivando Gigi, però arriva anche Gigi. It's incredible Gigi, it's incredible. È arrivato Gigi. Scusate il ritardo, potrà dire. Mamma mia ragazzi, che tensione. Potrei sbagliare anche tutto, perché... Mamma mia. Ma almeno Lance, cazzo. Sta nuvolando ma non è prevista pioggia. Poi che ormai la gara è finita, però. Final lap. E Stroll può essere superato. Dai, lo possiamo superare Stroll. Giovinazzi no. Sei all'ultimo giro. Mamma mia che sfida con Lance. Ah, errore. Errore comendiano. Bruttissimo errore che mi pregiudica forse tutto. E arriva anche Gigi a rompere i maroni, oh. Zio porco Gigi. Non ce la faccio mica. Non ce la faccio. Poche zone che li sorpasso. Fa schifo questo circuito, mamma mia. E adesso Gigi arriva in pompa magna Gigi. In pompa magna Gigi. In pompa magna Gigi. Ma almeno la teniamo. Almeno la teniamo. Siamo a 1 millimetro da Stroll, incredibile. E non abbiamo le possibilità di sorpasso. Perché fa schifo sto circuito. Noi ci proviamo fino all'ultimo comunque. Attenzione Stroll, c'è il pertugio, non c'è. E ormai altre zone. Incredibile, incredibile. Non riusciamo a superare Lance Stroll. Per carità, si va benissimo. Ottimo sesto posto. Ci salva la safety car e la strategia. Non ci speravo minimamente. Ma una beffa atroce. Potevamo arrivare quarti secondo me. Vabbè. Va bene così. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Ah, peccato però, perché rosico un po' perché potevamo superarli tranquillamente. Cioè Giovinazzi quarto, Babini. E Sainz che ragazzi sta diventando il fenomeno, I nostri piloti stanno uscendo per la cerimonia di premiazione. Oggi il primo posto se l'è aggiudicato la McLaren. Cazzo, primo e terzo la McLaren. Per questa fantastica meoglioni. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il Bottas primo per 6 punti, ma Sainz sta arrivando. Noi siamo ottavi, molto bene. Schumi 12esimo. E passiamo ai costruttori. Costruttori siamo sesti. Ma possiamo lottare fino alla Racing Point. Sarebbe bello quarti. Va buon raga, sotto il comandante veneziano lasciamo parlare lo stronzone. Niente, dai, sono contento, però voglio qualcosa di più perché la macchina ce lo permette. Raga, alla prossima. Ciao!